Buonasera, ben ritrovati ai nostri spazi di approfondimento. Parliamo di economia digitale. In questa puntata vi presento subito gli ospiti. Gianni Potti, buonasera. Buonasera. Confindustria Veneto, consigliere delegato per l'agenda digitale e per le smart city, e l'amministratore delegato di Infracom Italia, Pierpaolo Cristofori. Buonasera. A tutti. Partiamo subito proprio a parlare di agenda digitale, di economia digitale. Ecco, che cosa significa quando si parla di questo tema? Significa tutta quella nuova economia che passa molto spesso attraverso i nostri telefonini, molto spesso attraverso le vostre televisioni, molto spesso attraverso servizi alla pubblica amministrazione, ovvero che la pubblica amministrazione eroga ai cittadini, e tutto quello che riguarda appunto il mondo digitale. Un mondo che in Italia rappresenta oggi circa l'1,8% del prodotto interno lordo, quando viceversa in Francia e in Gran Bretagna rappresenta già l'8%, e negli Stati Uniti, ma non fa tanto test perché è un'altra civiltà, un'altra dimensione, il 10%. Questo solo per dire che è un pezzo di economia sul quale vale la pena investire, perché investendo in questo pezzo di economia siamo convinti che il Paese possa ripartire più in fretta. Quindi questo significa che ci sono dei margini di crescita notevolissimi per le aziende che operano in questo comparto, ma anche per i fruitori di questi servizi. Per le aziende che operano in questo comparto, per le aziende del manifatturiero che possono approfittare di questa joint con il mondo digitale per far evolvere più rapidamente il proprio business, ma soprattutto per i cittadini, perché economia digitale vuol dire abbattimento dei costi, dematerializzazione di un sacco di pratiche o di documenti, quindi un vantaggio finale per il cittadino. Ecco, dottor Cristofori, quali sono i bisogni reali delle aziende, ma soprattutto di che cosa devono dotarsi per essere più competitive in questo senso? Dunque, i bisogni reali delle aziende sono essere competitivi nel loro core business, cioè riuscire a far meglio le cose che sanno fare bene. Noi abbiamo infinite capacità di prodotto, infinite capacità di expertise. Oggi abbiamo un'opportunità, secondo me straordinaria come Paese, intendo, che in un mondo globalizzato dove è più facile raggiungere, e grazie secondo me all'economia digitale abbiamo un canale in più di distribuzione o di produzione per fare. Quindi significa opportunità fondamentalmente, e l'opportunità è trovare nuovi mercati ed essere più efficienti nei costi. Un valore importante per l'esperienza anche dei cittadini è anche nel rapporto che c'è tra l'esperienza di vita dei nostri cittadini, quindi il rapporto con le pubbliche amministrazioni, il rapporto fra se stessi, eccetera, la capacità di avere un'esperienza più semplice, più facile, più intuitiva e quindi più efficiente è il valore che viene creato appunto dalla smaterializzazione e dalla digitalizzazione dei anche perché parliamo di un settore che è davvero molto variegato, parliamo del banalissimo acquisto di un prodotto di largo consumo attraverso il web, la prenotazione di un albergo piuttosto che l'acquisto di un biglietto, ma anche, come diceva lei, rapporti molto più larghi e intrecciati con le pubbliche amministrazioni. Sì. A molti sarà capitato di doversi registrare su un portale di una pubblica amministrazione, ma soprattutto è molto interessante scoprire quali sono le tantissime opportunità che si presentano alle aziende sotto questo profilo. Scusi, una che viene in mente mentre la sentivo parlare è la fatturazione elettronica, che tra un po' diverrà obbligatoria nei confronti fra aziende e fra pubblica amministrazione, la capacità di eliminare il famoso cartaceo, tonnellate di carta che viaggiano, ma non solo eliminare la carta, ma contenere e mantenere l'informazione che è legata su quei documenti, che è un fatto, è un valore la ricetta importante. Elettronica, fascicolo sanitario nazionale, se io mi ammalo ahimè a Bari piuttosto che a Napoli, posso recuperare l'informazione. Però quello che dice il dottor Cristofori è ancora più vero. Il consigliere di Obama che abbiamo incontrato come Confindustria Veneto, Gary Pisano, ai primi di luglio, diceva opportunamente che ogni imprenditore dovrebbe ogni mattina pensare che noi siamo lo 0,87 del mercato globale, il 99,13 sta dall'altra parte, quindi l'e-commerce per esempio è una grande opportunità per le nostre imprese, quindi investire in e-commerce vuol dire aprirsi un mercato infinito. Vogliamo illustrare l'attività di Infracom Italia? Dunque, Infracom è un'azienda storica, diciamo, del territorio del Triveneto, nasce alla fine degli anni 90 quando incomincia la liberalizzazione del mondo delle telecomunicazioni, si diversifica anche nel mondo dei data center acquisendo infrastrutture di qualità. Oggi è un'azienda basata su Verona, Milano e Firenze, 100 circa milioni di fatturato, lavora su un'infrastruttura di prima qualità, lavora solo nel mercato delle imprese e della pubblica amministrazione
e offre servizi di connettività, di trasmissione dati, di banda larga, adesso si usa il termine cloud computing per parlare di un'altra tendenza che sta emergendo anche nel mondo delle imprese e che consente alle imprese di portare fuori casa propria alcune tecnologie avanzate, usufruirne come si dice in pay per use, cioè in modalità affitto e non acquisire, diminuendo la necessità investitoria e beneficiando delle migliori tecnologie a costi efficienti. Anche perché, come è noto, le cahiers de doléances per un imprenditore è la lungaggine non solo burocratica, e gli imprenditori molto spesso, anzi lo sottolineano, lo ribadiscono, hanno bisogno di tempi brevi e risposte brevi e tempi certi. Voi sotto questo punto di vista date delle risposte credo concrete alle imprese. Noi siamo operatori di infrastruttura e quindi diamo l'infrastruttura e quindi supportiamo il progetto di smaterializzazione, di digitalizzazione dell'economia, mettendoci sopra servizi che aiutano le imprese a concentrarsi sulle cose che sanno fare meglio, delegando ad aziende come la nostra alcune attività che sono strumentali per loro. Come si posiziona, dottor Potti, il Veneto rispetto al resto del mondo? Lei ha già anticipato quelle che sono un po' le cifre, le percentuali del nostro paese, che non dico che siano impietose, ma comunque ci dimostrano che c'è molto da lavorare, ma ci sono margini ampi di crescita. Come ci collochiamo come regione? Allora, per quello che valgono queste statistiche bisogna prendere sempre con le pinze. Sull'economia digitale e sulla diffusione anche della banda larga, il Veneto ha investito molto in questi anni, la regione, bisogna dare atto, hanno investito 64 milioni, anche se non se ne vede completamente l'attuazione, e stiamo facendo proprio in queste settimane con le territoriali di Confindustria una sorta di monitoraggio per capire il digital divide a che punto è dal punto di vista dell'impresa. Dicevo, per quello che valgono queste statistiche pongono il Veneto, ahimè, nonostante sia la seconda regione produttiva d'Italia, intorno al sesto o settimo posto. Quindi non possiamo definirsi proprio all'avanguardia. Se siamo sesti, settimi in Italia, vuol dire che in Europa siamo ben oltre i 50, perché siamo in Serie A, in Nord Serie Europa B. Sicuramente paesi come l'Islanda, dove addirittura il diritto all'accesso a internet è considerato un diritto inviolabile della Costituzione islandese, ecco, c'è un po' da fare. Beh, la nostra Costituzione del resto è stata promulgata nel 1947, quando non solo non c'era la rete, ma non c'era neanche la televisione. Forse nella riforma potrebbe andarci anche questo. Ci si può adeguare, ecco, proprio sotto questo aspetto, cioè di dare una riforma informatica e informatizzata del Paese, significa, dottor Cristofori, che ci sono delle tendenze che le chiedo di illustrare. Quali sono le tendenze e quali sono gli sviluppi per chi opera in questo mercato? Dunque, intanto ci sono dei dati abbastanza importanti. Se uno parla di la nostra esperienza quotidiana, oggi stiamo praticamente assistendo al superamento del tempo speso sulla rete, quindi su internet, per rapporto ad altri media importanti come la televisione. Con tutto il rispetto per la televisione, infatti noi ci stiamo adeguando. Oggi è un media a cui non si può fare a meno. Il secondo aspetto che è importante nel presente quando noi veniamo in Italia è che mentre noi abbiamo una storica difficile adozione del mondo del personal computer, perché facciamo fatica per rapporto ad altri paesi, viceversa siamo non meno degli altri, anzi forse rispetto agli altri anche avanti, è nell'adozione di tecnologie di mobilità, quindi smartphone piuttosto che pad. Questa è un'opportunità, secondo me, per quanto ci riguarda, per poter vivere nell'esperienza quotidiana, perché è lì che, a nostro avviso, comincerà a ulteriormente entrare l'adozione dei servizi innovativi. Servizi innovativi che sono dell'esperienza quotidiana anche di noi come consumatori, dalla medicina piuttosto che ad altri servizi di istruzione legati alla cultura, all'informazione, alla possibilità di fare transazioni, alla possibilità di pagare servizi in mobilità in qualunque momento. Questo è tanto più vero perché io ripeto continuamente che noi siamo molto bravi, molto digitali a casa nostra, quindi abbiamo il televisore con tutto digitale, sì, con il telefonino, i figli che giocano a videogame e queste cose qui, poi andiamo in azienda e magari per un software di 3.000 euro, 5.000 euro uno ci pensa 10 volte, e quindi si ferma un attimo. Abbiamo bisogno di un'alfabetizzazione del sistema, non solo nei consumer, quindi nel consumatore finale, ma soprattutto nel nostro mondo, nel mondo delle imprese, per far capire quanto questo driver digitale è utile per lo sviluppo. Anche perché proprio il dottor Cristofori faceva
l'esempio del mondo della televisione, restando all'editoria, non molto tempo fa, un importantissimo, uno storico quotidiano americano di New York ha annunciato che cesserà la pubblicazione cartacea per mantenere soltanto quella online, quindi questo è un segnale dei tempi che cambiano, di come certe professioni devono adeguarsi, ma anche un chiaro segnale, dottor Cristofori, di come cambiano i consumi e le richieste del mercato, e quindi in questo senso quali sono le prospettive per il futuro? Lo chiedo a lei, lo chiedo anche a dottor Potti. Ma intanto, capitalizzando su quello che ci dice il dottor Potti, se noi avessimo il coraggio di portare i nostri figli, o perlomeno quello che ci insegnano i nostri figli in azienda, secondo me faremo un gran passo in avanti. Sì, perché sono d'accordo assolutamente. Sono molto più... Questo è il primo aspetto, perché su certe hanno molta più dimestichezza di noi, sanno di certe tecnologie. Questa è la differenza. E questo è una roba importante, perché poi che cosa sta dietro la trasformazione non è solo infrastruttura, ma è un modello, un assetto mentale, un modello organizzativo mentale che cambia. Cos'è che possiamo fare noi? Possiamo mettere a disposizione delle imprese le tecnologie e la capacità di seguire le imprese nei loro progetti. Questo è quello che possiamo effettivamente fare. Lì, ripeto, le abbiamo, sono a disposizione, per quanto ci riguarda, almeno sul territorio del Veneto, stiamo investendo anche in progetti innovativi in cui l'infrastruttura è a supporto per la costruzione di un modello di servizio che è abbastanza diverso rispetto al passato. Ecco, per finire, tenuto conto che in questo settore, chi opera in questo settore necessita chiaramente di servizi che sono molto importanti e necessitano di un certo tipo di investimenti, è molto importante, credo, che ci sia la capacità di fare sistema tra, in questo caso, una realtà privata e il mondo delle istituzioni, ma anche le associazioni di categoria. Assolutamente sì, noi non siamo abituati a lavorare in gruppo, citavo prima di iniziare la trasmissione all'esperienza romagnola, dove esiste ad esempio una società, si chiama Lepida, che mette insieme la rete dei 400 e passa comuni. Pensate se in Veneto riuscisse la regione a mettere insieme e passi comuni per conferire la rete e gestirla assieme, far correre i contenuti assieme. Ecco,